Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Che fine hanno fatto? Allora, c'è un amico tra di voi molto simpatico che mi ha suggerito di parlare della Palmese e io gli ho risposto volentieri, ma le Palmese sono due. E lui molto simpaticamente mi ha detto potresti fare un video in cui parli di tutte e due, e quindi oggi per la prima volta su questo canale, per la prima volta in questa rubrica, facciamo una doppietta. Che fine hanno fatto le Palmesi, insomma le due squadre che si chiamano Palmese, perché sono due e sono di due regioni diverse e hanno una storia diversa ovviamente tra di loro. Da quale partiamo? Come un cretino stavo per dire in ordine alfabetico, ma non si può fare, e quindi partiamo da quella che è nata prima, che è la Palmese Calabrese, sembra una pizza, della città di Palmi, provincia di Reggio Calabria, nata nel 1912, colori nero-verdi. Ha una storia molto antica, addirittura in Serie C già dalla fine degli anni 30, con la possibilità di fare gli spareggi. Tanto complicato analizzare oggi come erano strutturati i campionati dell'epoca, diciamo del pre seconda guerra mondiale. Fece gli spareggi per accedere alla Serie B e fu il punto più alto della sua storia. Dopodiché ci sono stati degli altri campionati in Serie C, in totale sono stati 4, l'ultimo però risale addirittura al 1952, quindi sono passati più di 70 anni. Da quel momento la Palmese è riuscita soltanto ad arrivare in Serie D, chiamatela Serie D, campionato nazionale dilettanti, interregionale, quello che volete, ma insomma dagli anni 50 che la Palmese di Palmi in provincia di Reggio Calabria non calca i campi della Serie C. Oggi è in eccellenza, anche se negli anni 80 e negli anni 90 ha fatto tanta Serie D. Invece la storia dell'altra Palmese, che è quella della città di Palma Campania in provincia di Napoli, è nata poco dopo l'altra, nel 1914, ha nella sua storia 8 campionati di Serie C2, l'ultimo dei quali nella stagione 2003-2004, quindi molto più recente dell'altra, uno scudetto dilettanti nel 2000-2001 con finale vinta a Cesenatico in campo neutro 2-1 contro la Valenzana, e tra l'altro in quel periodo hanno militato nella Palmese colori rossoneri due bomber che gli appassionati di Serie C e di Serie D conoscono benissimo. Uno è Ripa, l'altro è Astarita, giocatori che hanno segnato una valanga di gol nei campionati minori, che magari avrebbero meritato anche quantomeno di provare a stare in Serie D. 8 campionati di C2, 5 tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e 3 dall'inizio degli anni più o meno all'inizio degli anni 2000. Oggi la Palmese è in Serie D, è tornata in Serie D da un paio d'anni dopo diverse stagioni molto complicate. Vi faccio vedere anche la figurina della Palmese, l'altra non ce l'ho perché non c'erano gli album negli anni 50. Questa è la Palmese della stagione 2002-2003 di Palma Campania. Eccola qui la figurina. Chissà che un giorno non possono tornare entrambe in Serie C e sarebbe abbastanza divertente vedere il derby Palmese, voglio vedere poi come viene chiarito e come riescono anche a districarsi i vari telecronisti. Questa è la storia delle due squadre che si chiamano Palmese. Questa è la rubrica Che fine hanno fatto, e io torno domani con parliamo della nazionale degli spareggi. Ciao!